Riqualificare, generare, rifunzionalizzare, ma soprattutto migliorare ottimizzando tutto ciò che ci sta attorno e può beneficiare della mano dell'uomo. Questa volta non per prendere qualcosa, ma per restituire, creando dal nulla un nuovo impiego, un rinnovato e sostenibile utilizzo, una nuova vita. È questo l'imperativo che l'autorità di bacino distrettuale del fiume Po si è data grazie all'attività del suo staff tecnico e ad uno studio mirato coordinato dal Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma. Il focus al centro del progetto è regalare un nuovo impiego alle numerosissime ex cave. Ogni volta che una escavazione intercettava o intercetta la falda acquifera, nasce un lago di cava. Oggi questi buchi nel terreno sono pressoché abbandonati, profondi fino a 60-70 metri e disseminati nelle aree perifluviali del distretto padano, un tempo miniere di materia prima impiegata nell'edilizia. Oggi potenzialmente serbatoi inutilizzati di nuovi servizi ecosistemici che, se ben impiegati, potrebbero generare nuovi habitat e svolgere una rilevante funzione produttiva di energia pulita grazie al fotovoltaico galleggiante, in grado di mitigare i carichi di CO2 nell'atmosfera. Lo studio ha riguardato il censimento e il monitoraggio di laghi di cava che si trovano nella parte centrale del bacino del Po. Siamo tra Lodi e Mantova e tra Piacenza e Reggio Emilia e abbiamo contato alcune centinaia di laghi di cava di dimensioni variabili, mediamente attorno ai 20 ettari di superficie di specchio d'acqua. Complessivamente si parla di una trentina di chilometri quadrati di specchi d'acqua, quindi una quota significativa. Sono in parte collegati al fiume, in parte sono lontani dal fiume, ma tutti hanno in comune una caratteristica: sono capaci di metabolizzare una parte del carico inquinante che ricevono, nonché contengono forme di vita importanti, quindi sono un contributo anche al mantenimento della biodiversità in questa zona del distretto, che è una zona prettamente di influenza fluviale. L'isola di Giarola, che vedete per esempio, è un modello di architettura ambientale con riposizionamento nel perimetro individuato all'interno dei confini della golena del grande fiume Po di vegetazione autoctona, modellazione delle sponde e creazione di una fascia riparia a protezione del corpo idrico. Un recente monitoraggio conta tra le province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi 279 laghi di cava, nella zona di Piacenza, Parma e Reggio Emilia ben 107 e via via fino alla Romagna. Un censimento di Legambiente del 2017 classifica 4.752 cave attive nell'intero paese, ma oltre 13.400 quelle dismesse o completamente abbandonate. Nuova vita ad aree emarginate, nuova vita ai bacini che sono rimasti abbandonati, che sono vicini al fiume, accanto al fiume, adiacenti al fiume e che possono avere un grande ristoro dal punto di vista dell'ecologia. Infatti in questo progetto il fatto di generare produzione di energia elettrica possiamo andare anche in una direzione della biodiversità e del miglioramento della qualità dell'acqua. Quindi da una parte la qualità dell'acqua, dall'altra parte la qualità dell'aria, significa che questi bacini che oggi sono emarginati e lasciati abbandonati possono trovare, come si diceva, nuova vita e conferire, oltre anche a poli attrattivi dal punto di vista turistico, anche dal punto di vista di nuovi lavori e quindi per noi sono, dal punto di vista della pianificazione, molto strategici. Le attività estrattive nell'immaginario comune risultano ad alto impatto ambientale, ma in realtà, se gestiti con responsabilità e spirito rigenerativo, rappresentano una grande opportunità sia per avviare la ricostruzione dell'ecosistema, sia per un possibile impiego nella produzione di energia pulita, adottando il fotovoltaico galleggiante, come fatto già nel 2008 nel prototipo elaborato dall'ingegner Elvio Cangini, che proprio ora sta sviluppando un ulteriore arricchimento del suo impianto in grado di attirare nella fascia perimetrale della struttura anche diverse specie di avifauna autoctona. Questo è il primo esempio fatto in assoluto al mondo di fotovoltaico galleggiante. Questo è un impianto che è stato realizzato nel 2008, è già dal 2008 che sta funzionando in abbinamento a una centrale di pompaggio che serve per portare acqua in pressione agli agricoltori per l'irrigazione. Per cui con questo impianto produciamo l'energia elettrica che poi serve per mandare le pompe che
mettono in pressione l'acqua per fare irrigazione in agricoltura. In coabitazione al fotovoltaico galleggiante o come ulteriore utilizzo, la nuova ecocava si propone anche come spazio ideale per l'itticoltura.